18.000 euro a disposizione di Expo Fontanabuona, ma non ci sono più i tempi per organizzarla. Polemiche tra il GAL e la Camera di Commercio sulle modalità di gestione della pratica. A Chiavari ha riaperto la spiaggia per tutti, accessibile a residenti e turisti con disabilità. Numerosi i servizi offerti gratuitamente. Da lunedì in vigore il nuovo orario estivo di ATP, più corse per i turisti anche nelle ore serali, potenziato il servizio in Fontanabuona, orario cadenzato per Casarza. Scattano però maggiori controlli. Genova ospita il congresso nazionale del Serra Club International Italia. Fino a domani 200 delegati provenienti da tutta Italia si confrontano sulle sfide dei nuovi linguaggi. Educare senza rete si può. L'esperienza di Don José Claveria portata alla festa della scuola Maria Luigia di Chiavari. Occorre valorizzare il meglio che ogni ragazzo ha dentro di sé, ha detto. Una giornata dedicata ai donatori di sangue per i 60 anni di Avis Fidas. In programma domani a Chiavari con musica, balli, degustazioni e molto altro. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. Fa discutere la decisione di non realizzare l'edizione 2018 di Expo Fontanabuona. I contributi saranno deliberati lunedì e per la presidente del GAL, Marisa Bacigalupo, è troppo tardi per avviare l'organizzazione. Di diverso avviso la Camera di Commercio, per la quale i fondi sono sempre stati dati a consuntivo e ci si poteva mettere in moto per tempo. Di fatto un altro duro colpo per la vitalità della valle. Vediamo il servizio. Se un soggetto si candidasse per l'organizzazione della kermesse con la possibilità di anticipare dei fondi, forse l'Expo Fontanabuona potrebbe vedere la luce anche quest'anno. I soldi ci sono, 18.000 euro che saranno stanziati ufficialmente lunedì dalla Camera di Commercio. Certo, sarà molto difficile anche perché i tempi sono strettissimi. Ma come si è giunti a questo punto? Facciamo un passo indietro. Nel 2017 l'Expo non era stata sorteggiata tra le iniziative finanziabili dalla Regione. I comuni della Valle, non solo, si erano mossi per trovare i fondi e la manifestazione era stata organizzata. Secondo Marisa Bacigalupo, presidente del GAL, le delibere risalivano alla primavera e c'era stato tutto il tempo per pensare all'organizzazione. Quest'anno invece, spiega la Bacigalupo, lo stato dei finanziamenti si perfeziona soltanto adesso ed è troppo tardi per partire. Poi la situazione economica del GAL è catastrofica, dice, ricordando che in 3 anni e mezzo l'ente non ha percepito un euro dal piano di sviluppo rurale, trovandosi così nell'incapacità di anticipare soldi o di pagare il personale già dimezzato e impiegato quasi a titolo di volontariato. La scelta dunque della Regione di finanziare l'Expo affidando la procedura alla Camera di Commercio, senza peraltro comunicare le cifre, avrebbe allungato i tempi? Non è d'accordo Paolo Corsiglia, membro di giunta della Camera di Commercio di Genova, che spiega: i fondi sono sempre stati dati a consuntivo e questo il GAL lo sapeva. Piuttosto, sapendo che i soldi ci sarebbero stati, avrebbe potuto mettersi in moto per tempo. Non è colpa né della Regione né della Camera di Commercio. Corsiglia non nasconde un certo malumore per la vicenda, mentre la Bacigalupo spiega di non aver voluto far polemica, ma solo di aver presentato la fotografia della situazione. Ora, i 18.000 euro ci sono. Se nessuno li userà per Expo Fontanabuona, potrebbero tornare alla Regione o girati alle altre Expo regionali. Magari a Calvari, conclude Marisa Bacigalupo, si potrà pensare ad un altro evento, un po' più in là nel tempo rispetto ad agosto. Andiamo a Chiavari, ha riaperto in questi giorni la spiaggia per tutti, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19 è infatti accessibile a tutti i cittadini e turisti con disabilità. La spiaggia è gestita in collaborazione con ANFAS, il villaggio del ragazzo, e con il sostegno della Regione Liguria. A tutti offre i servizi gratuitamente. Il gestore Rudy Fabi racconta come sta andando. La spiaggia per tutti è aperto ieri, terzo anno di questa fortunata iniziativa del Comune di Chiavari, e offre servizi di vario tipo che comunque sono tutti inerenti al concetto mare, ovvero le persone hanno a disposizione, le persone con disabilità hanno a disposizione 2 bagni attrezzati, un lettino, un sollevatore per le disabilità più complesse a livello motorio, hanno la possibilità di essere assistite nell'accesso alla balneazione tramite gli ausili che costituiscono di 3 tipi di diversi attrezzi, ovvero un tiralò che galleggia completamente, una send-and-sea che permette un accesso parziale all'acqua e una job che è una sdraio mobile che viene utilizzata appunto per avvicinare le persone alla battigia e poter così appunto avere un po' più contatto col mare grazie a questi 3 ausili. È un progetto che va avanti dal 2016, gli anni scorsi com'è andata?
È andato molto bene gli anni scorsi, prevediamo che vada bene anche quest'anno. Quest'anno abbiamo avuto gradualmente negli anni abbiamo avuto necessità di rinfoltire le attrezzature, appunto per l'affluenza molto elevata, perché siamo sui 3.000 accessi annuali, cioè stagionali insomma. Quindi anche quest'anno abbiamo provveduto ad arricchire il parco attrezzature con un aumento di lettini per la mobilità ridotta e sdraio per accompagnatori e ausili per l'accesso all'acqua, per l'accesso al mare. E a Lavagna partirà domani il servizio di salvataggio sulle spiagge libere del litorale comunale. L'attività è stata affidata con una procedura negoziata alla cooperativa sociale Tigullio. Il servizio sarà attivo tutti i giorni durante la stagione balneare con 2 postazioni, una all'altezza della piscina comunale e l'altra in zona Ripamare. Inoltre, sempre a Lavagna è terminato l'allestimento della prima spiaggia accessibile ai cani, attrezzata con ombreggianti, doccetta e ciotole. La spiaggia è grande 200 metri quadrati per 10 metri di fronte mare e si trova alla radice del Pennello 3. All'ingresso è affisso il regolamento da rispettare. Il progetto del porto è uno di quelli più importanti per il futuro della nostra città e come tale deve vedere il coinvolgimento di tutti. A ribadirlo il primo cittadino di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, che lancia un appello a tutte le realtà che direttamente o indirettamente operano oggi nell'area del porticciolo. Soltanto attraverso questo lavoro di squadra si può concretizzare un risultato importante. Il rinnovo del porto deve necessariamente passare attraverso una visione ampia e organica che sappia trovare una dimensione di unità e di coerenza, spiega il primo cittadino. Intanto vediamo proprio le foto. Nella zona del porto di Santa Margherita Ligure stanno per partire i lavori di ristrutturazione interna dei locali di quella che viene chiamata la Casa del Mare. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo con i tecnici per verificare quelli che saranno gli interventi necessari per il suo recupero funzionale. I lavori alla facciata esterna invece sono preventivati in autunno con inizio stimato a metà ottobre. E tra le novità che porta l'estate anche il nuovo orario per il trasporto pubblico locale. Da lunedì entra in vigore, infatti, con diversi elementi di novità, l'orario di ATP. Il servizio sarà commisurato alle esigenze dei turisti senza trascurare le vallate. Più corse, ma anche maggiori controlli per combattere il fenomeno dell'evasione. Vediamo. Scatta da lunedì prossimo 18 giugno l'orario estivo per il servizio di trasporto ATP Esercizio. Il documento, facilmente scaricabile e consultabile sul portale aziendale online, resterà in vigore sino a metà settembre. La prima novità è che non sono previsti tagli rispetto agli orari estivi del passato, con il rafforzamento delle linee turistiche ed una particolare attenzione per la Val Fontana Buona. I cambiamenti più sostanziali sono una risposta a nostro avviso positiva verso la Fontana Buona, che aveva manifestato criticità lo scorso anno, in modo particolare una corsa alle 18 che collega la Fontana Buona che mancava nell'orario estivo, e secondo noi il collegamento alle 6 di mattina per Genova nella zona di Monleone, anche questo ci è stato richiesto in un ultimo incontro che abbiamo tenuto in comune a Mocconesi. E poi viene cadenzato praticamente a ogni 20 minuti il collegamento tra Chiavari e Sestri Levante. Il cadenzamento su Portofino già in vigore con ottimi risultati anche da un punto di vista di ricavi da titolo di viaggio viene mantenuto quest'estate, e poi l'adattamento generale in tutte le nostre zone appunto di un orario che ricalca meno la tipologia scolastica e dà più servizio appunto per le zone turistiche. Tra le novità, l'orario cadenzato sulla linea Casarza-Riva Trigoso-Chiavari. Sono inoltre in arrivo 5 nuovi mezzi che saranno operativi dalla prossima settimana e andranno a sostituire i mezzi più vetusti. Nell'ottica di una maggiore attenzione ai turisti saranno implementate le corse notturne, ma anche i controlli per combattere l'evasione. Abbiamo proprio recentemente inaugurato la nuova biglietteria in Corso Sarotti di fronte alla stazione di Chiavari. Questo consente una maggiore fruizione, un maggiore facilità nell'acquisto dei biglietti. Ricordiamo sempre l'importanza ad essere muniti di idoneo e titolo di viaggio per salire sull'autobus. Incrementeremo con l'orario estivo la lotta all'evasione.
Novità in arrivo anche per il Free City Bus di Rapallo, il servizio navetta progettato da ATP in concorso con il Comune che sarà prolungato fino al 16 settembre, restando sempre gratuito. L'orario del servizio resta dalle 10 alle 13 la mattina e dalle 16 alle 19 il pomeriggio, dal lunedì al sabato per entrambe le linee. Le modifiche nello specifico interesseranno la linea di Ponente, la vediamo identificata con il colore arancione, saranno attive da lunedì. Capolinea non sarà più Largo Moro, in prossimità di Ponte Annibale, bensì in via Laggiaro, all'altezza del viadotto autostradale. Nel percorso non è più prevista la svolta in via Mameli fino alla rotonda Siggi, il mezzo avanzerà in via Trento fino a raggiungere piazza Cile dove è prevista la seconda fermata. Quelle successive saranno in via Mendola, Corso Colombo e avanti fino alla frazione di San Michele di Pagana, dando così opportunità ai bagnanti di raggiungere le spiagge senza bisogno di utilizzare i mezzi privati. Resta invece invariato il percorso della linea di Levante, quella di colore azzurro che serve il territorio est della città. Questa ha riscontrato particolare gradimento da parte degli abitanti della zona, alcuni dei quali hanno organizzato e presentato agli uffici comunali una raccolta firme per chiedere che il servizio venga mantenuto stabilmente. La politica amministrativa adesso, a una settimana dalle elezioni comunali di Sestri Levante, il sindaco Valentina Ghio sarà ospite della trasmissione Direttamente Su, giunta all'ultima puntata della stagione lunedì. Il primo cittadino dialogherà con i principali rappresentanti della società civile cittadina, dagli albergatori al CIV e al Forum Famiglie, dai balneari ai sindacati, dalle realtà del sociale sino al comitato che contesta la realizzazione del depuratore a Ramaia. La trasmissione andrà in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Quanti volessero porre domande al sindaco Ghio fin da ora possono inviarci i messaggi sulla pagina Facebook di Telepace o al numero di cellulare 335 6165 850. Il Papa adesso. Il fattore famiglia costituisce un elemento di valutazione politica e operativa, moltiplicatore di ricchezza umana, economica e sociale. Lo ha scritto il Papa nel discorso previsto per l'udienza con una delegazione del Forum delle Famiglie composto oggi da 47 associazioni e da 18 forum regionali ricevuti in Vaticano. Il testo però è stato consegnato. Il Pontefice ha preferito parlare a braccio, toccando vari temi di varia natura. Anzitutto ha ribadito che la famiglia è una sola, a immagine di Dio, l'unione tra uomo e una donna, e che per portare avanti questo legame nel tempo ci vuole pazienza, soprattutto davanti a un tradimento. Tra i temi toccati anche quello dell'aborto, dell'apertura alla vita, che resta sempre preziosa e inviolabile. Con aneddoti e racconti personali, Papa Bergoglio non ha dimenticato di analizzare il rapporto tra genitori e figli, non di rado penalizzato dalle impellenze del lavoro o dalla mancanza dello stesso. Ed è stato il tema dei principi universali e dei nuovi linguaggi ad aprire il congresso nazionale dei Serra Club International in corso di svolgimento a Genova. Fino a domani 200 appartenenti al sodalizio che sostiene le vocazioni provenienti da tutta Italia si confrontano su come portare avanti una missione nata nel 1935 negli Stati Uniti, renderla così attuale e viva. Sentiamo. Guardare al futuro, ma con uno sguardo alle radici, raccogliendo la sfida di difendere quei principi universalmente considerati irrinunciabili con atteggiamenti e linguaggi che richiedono un continuo adeguamento in questo mondo estremamente dinamico. E questo è lo spirito che sta guidando i 200 delegati dei Serra Club provenienti da tutta Italia, che a Genova stanno prendendo parte al congresso nazionale. Abbiamo avuto tanti importanti relatori sul tema dei nuovi linguaggi, dei principi universali e dei nuovi linguaggi. È stato estremamente stimolante, interessante, con una bellissima partecipazione di serrani giunti da tutta Italia. Una scelta non casuale, quella del capoluogo ligure. Qui infatti nel 1959, su volontà dell'allora arcivescovo di Genova, il cardinale Giuseppe Siri, è nato il primo Serra Club in Italia. E nella giornata inaugurale è stato proprio il sindaco della cittadina a portare il suo saluto ai partecipanti. Genova ha bisogno di persone che giochino come leaders, che siano in grado di cogliere le opportunità del futuro e di convincere gli altri, quelli che ci stanno attorno nella vita quotidiana, per raggiungere gli obiettivi sfidanti, obiettivi di crescita, obiettivi che riportano la città ad essere una grande città. Questa è esattamente la nostra visione di città e noi siamo contenti che anche il Club Serra International possa venire qui da noi e fare un servizio per la città stessa.
Nato nel 1935 a Seattle, negli Stati Uniti, il Serra è un club service laico-cattolico internazionale che si pone al fianco della Chiesa come alternativa per un sostegno culturale alle vocazioni sacerdotali e religiose. Un impegno che negli anni non è mai venuto meno. Questa fiducia, questa stima nei confronti della figura del sacerdote che riteniamo possa essere ancora un grande dono, per le giovani generazioni, per la comunità cristiana, per la società, e quindi sono contento di vedere questa partecipazione così appassionata e anche numerosa, persone che vogliono sostenere anche l'operato dei preti. Grazie di cuore, il Signore veramente vi benedica e ricompensi di grazia i Serra Club di tutta Italia. E veniamo in diocesi. Don Stefano Libini si appresta a intraprendere un nuovo incarico. Domani pomeriggio alle 15:30 farà il suo ingresso accompagnato dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini nella parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna, di cui diventerà parroco, assumendo anche la guida della comunità di San Lorenzo di Cogorno. Don Stefano Libini subentra a Don Stefano Giupponi, che aveva retto le due comunità come amministratore parrocchiale dopo il trasferimento del precedente parroco, Don Gianluca Trovato, a Montallegro. Don Libini, nato a Genova il 30 dicembre 1964, è stato ordinato sacerdote il 15 maggio del 2016. Nell'assumere il nuovo incarico lascerà le comunità dell'Alta Val Graveglia, di cui diventa amministratore parrocchiale Don Paolo Nicora. Quest'ultimo, 44enne, originario di San Salvatore di Cogorno, è stato ordinato da Monsignor Tanasini nella solennità di Pentecoste lo scorso 20 maggio. Nel periodo di diaconato, Don Nicora ha svolto il proprio servizio di aiuto nelle comunità della zona pastorale di San Salvatore di Cogorno. Incarico quest'ultimo che manterrà affiancandolo a quello di amministratore delle comunità di San Lorenzo di Arzeno, Santa Maria e San Michele di Nascio, Sant'Apollinare di Reppia, San Bartolomeo di Statale e San Pietro di Zerli. La piccola comunità di San Tommaso del Curlo a Levi festeggia domani la solennità patronale della Madonna del Pianto. Alle 17 sarà celebrata l'Eucaristia, a seguire la processione con l'Arca della Madonna e al rientro in chiesa la preghiera e la benedizione eucaristica. Al termine ci sarà un momento di condivisione sul piazzale della chiesa. Prosegue la 3 giorni di festa della scuola Maria Luigia di Chiavari. Questo pomeriggio si è svolto un laboratorio di ceramica con i ragazzi e poi nell'area esterna della scuola Don Pino De Bernardis ha presieduto la Santa Messa di ringraziamento per i suoi 60 anni di sacerdozio. Ieri ha portato la sua testimonianza Don José Claveria, rettore dell'Istituto Sacro Cuore di Milano, che ha dialogato con i presenti sul tema Educare senza rete. Sentiamo la risposta. Cosa significa educare senza rete? Educare senza rete vuol dire che l'adulto si pone di fronte al ragazzo senza difese, senza strutture, mediazione. Io sono io, tu sei tu. Guardiamoci in faccia e vediamo cosa succede. È possibile oggi, con la tecnologia che abbiamo a disposizione, educare senza rete? Assolutamente, anzi la tecnologia può anche servire a questo se si usa bene. E in che modo si educa senza rete? E fondamentalmente entrando dentro del territorio dell'altro, del ragazzo, cioè stimando ciò che c'è dentro di lui, stimando la sua vita, la sua domanda, la sua confusione a volte, la sua ricerca. E il secondo, ponendo la propria vita, quello che uno ha trovato, ma anche la propria vulnerabilità davanti a loro. C'è disponibilità da parte dei ragazzi ad essere educati senza rete, ad essere educati in questo modo di cui lei ha parlato? Sì, i ragazzi non sono disposti ad essere messi in una gabbia, ad essere inquadrati, etichettati ed essere condotti senza che uno si incuriosisca nel loro confronto. Invece quando qualcuno li scopre e li stima non strategicamente ma per davvero, e allora sì, loro ci stanno, perché una volta che tu entri in un rapporto allora si può lavorare. Perché il problema fondamentale dei ragazzi d'oggi è che l'ingresso non è il livello dell'intelligenza, è il livello affettivo. E qual è il principale messaggio che lei intende lasciare? Che soltanto educa chi si lascia educare. Un adulto che segue qualcosa di grande può avere il coraggio di porsi, di entrare nel territorio dell'altro e di porre qualcosa. Se invece uno ormai non segue più niente, gli restano solo le regoline.
La cronaca adesso, un bus turistico e un'ape si sono scontrati questo pomeriggio intorno alle 14:30 in località Montale di Levanto. Due coniugi ottantenni sono rimasti intrappolati nell'abitacolo dell'ape fino all'intervento dei vigili del fuoco di Brugnato. L'uomo è stato trasportato nella pubblica assistenza di Monterosso fino al Sant'Andrea di La Spezia, per lui un trauma cranico non commotivo e alcune escoriazioni. La donna invece è trasportata in elicottero all'ospedale San Martino di Genova per una sospetta lesione vertebrale. I carabinieri di Sesti Levante hanno denunciato uno straniero di 47 anni, residente nella Bimmare, per lesioni personali ai danni di una donna. Nel corso di una lite tra i due, scaturita per un debito che l'uomo aveva nei confronti di lei per 750 euro, il giovane ha procurato alla donna ferite giudicate guaribili in 10 giorni dai sanitari del pronto soccorso di Lavagna, dove è stata ricoverata. Avis e Fidas sono due realtà del territorio che attraverso l'opera di numerosi volontari sostengono un gesto di straordinaria generosità, ovvero il dono del sangue, una necessità sempre presente, soprattutto nel periodo estivo. Al termine della settimana in cui si è celebrata la giornata mondiale del donatore, domani a Chiavari si svolgerà una festa per il 60° anniversario di fondazione dei due sodalizi. Vediamo. La messa delle 10 in cattedrale Nostra Signora dell'Orto, celebrata in memoria dei donatori defunti, apre la giornata dedicata al 60° anniversario della fondazione Avis Fidas. Si prosegue nel pomeriggio con spettacoli di animazione per le vie del centro e alle 21 è prevista una serata di cabaret coi Pirati dei Caruggi. Roberto Recchia, consigliere Avis, e Renzo Caprini, presidente Fidas, spiegano perché è importante donare sangue e soprattutto qual è lo scopo della giornata. Donare il sangue, sì, dico quello che dico anche girando nelle scuole con i ragazzi, è che purtroppo esistono le malattie, esistono quindi le medicine, il sangue è una medicina. Fintanto che non ci sarà quello artificiale che tutti auspichiamo ma che non arriva mai, perché ovviamente il sangue è una cosa molto molto complicata, come complicati siamo noi, e quindi è indispensabile appunto per alleviare o alle volte addirittura cercare di salvare o di rendere una vita meno dura. Proprio oggi ho ricevuto un messaggio di uno che ringrazia l'Avis perché da tanti anni riesce a sopravvivere, visto che la sua problematica, e nella fattispecie farà di tutto per aprire una sede ad Imperia, per dire. Quindi insomma chi è stato scottato da problemi seri di malattia si rende conto di quanto il problema sia importante. Lo scopo è quello di farci vedere, avvicinare i giovani specialmente. Noi abbiamo bisogno di giovani. La Liguria è una regione di anziani. Le donazioni sono calate quest'anno di almeno un 10%. L'autosufficienza la raggiungiamo proprio pelo a pelo. Noi abbiamo bisogno di giovani per sopperire a noi anziani che ormai siamo andati in pensione. E l'unico modo per farci conoscere è andare per le strade, andiamo per le strade con le automoteche, però anche un'occasione di festa, farci vedere, parlarne. Noi distribuiremo dei dépliant, cercheremo di avvicinare i giovani, specialmente quello è il nostro scopo. Potranno partire i lavori per l'apertura al pubblico dei giardini della biblioteca della Società Economica di Chiavari e allestire così il bibliogiardino. Il Consiglio di Stato ha confermato infatti la decisione del TAR Liguria, che aveva già respinto la richiesta di Isabella Ragomarsino di sospendere i lavori. Il contenzioso pare essere avviato ad un esito favorevole per l'ente chiavarese, assistito dal professor Daniele Granara, il che consentirà alla cittadinanza, soprattutto ai molti giovani che frequentano la biblioteca, di godere di uno spazio attrezzato all'aperto, fruibile anche per eventi di carattere culturale. L'obiettivo, spiega il presidente della Società Economica, Francesco Bruzzo, sarà arrivare all'apertura dello spazio già per questa estate.
E ha preso il via da Portofino questo pomeriggio la 59esima edizione del Palio Remiero del Tigullio. In piazzetta infatti si è svolta la presentazione dei gozzi in legno che parteciperanno alle diverse gare. La benedizione di Don Paolo Zanandreis, responsabile della pastorale dello sport della diocesi, e ha seguito poi la tradizionale pesatura delle imbarcazioni che si disputeranno il trofeo. Domani la prima gara alle 15 da Paraggi, le altre regate saranno il 24 giugno a Rapallo, il primo e il 22 luglio a Zoagli. Sempre il 22 luglio si svolgerà l'attesa rievocazione storica del Palio con il tradizionale corteo in costume. Alla cerimonia erano presenti, oltre agli atleti, Carolina Birindelli, presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, e la consigliera comunale di Portofino Emanuela Bonapito. Gli equipaggi in gara quest'anno sono Lavagna, Chiavari, Sestri Levante, Zoagli e i campioni in carica l'Armo di Portofino. Siamo così entrati nello sport della pallanuoto. Retrocede in Serie A2 la Chiavari Nuoto. Nella finale di ritorno dei play-out, giocata questo pomeriggio a Salerno contro l'Arechi, i verde-blu non riescono nell'impresa di ribaltare la sconfitta in gara 1 subita nella piscina di Largo Pessagno settimana scorsa a Chiavari. Il match molto combattuto è terminato sul risultato di 9-8 per i padroni di casa, che mantengono così la categoria. Buona prestazione di orgoglio per la Chiavari Nuoto, in diverse occasioni in vantaggio durante la partita, ma sul finale penalizzata dalle espulsioni, compresa quella per proteste dell'allenatore Burlando. E ottimi piazzamenti per la 19enne sestrese Daniela Valentino ai Giochi Italiani Estivi Special Olympics disputati a Montecatini nei giorni scorsi. La giovane, che già in passato aveva partecipato alla competizione, ha collezionato un palmarès di rispetto con 2 medaglie d'oro e un argento. L'evento sportivo ha radunato oltre 3.000 atleti provenienti da tutta Italia impegnati in diverse discipline. Per il nuoto circa 300 i partecipanti. Daniela Valentino, in squadra con lo Special Team Genova, si è confermata nella specialità rana e stile libero, conquistando il gradino più alto del podio sia nei 50 metri rana sia nei 100 metri stile. Secondo posto e medaglia dunque d'argento per la sestrese nella staffetta 4x25 mista. E adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 17 giugno. L'Osservatorio Raffaelli promuove un percorso escursionistico dalla Venterola all'Orsica, passando sull'antica via di comunicazione che unisce la Val d'Aveto con la Val Fontanabuona. Il ritrovo è alle 9 nel parcheggio di località Venterola nel comune di Rezzoaglio. Aperto il Museo del Bosco al Lago delle Lame nel comune di Rezzoaglio. Le visite si possono effettuare dalle 10 alle 17. The Beat Dream è la 2 giorni di eventi dedicati alla danza hip hop organizzata dalla società Sport Eventi. Dalle 14 i workshop nel Palasport di Santa Margherita Ligure. Nell'ambito delle giornate FAI estive a Casa Carbone e a Lavagna dalle 15 alle 18 si terrà un workshop di acquarello per adulti e bambini a cura di Roberto Curotto. Appuntamento alle 16 di fronte alla biglietteria del Museo Archeologico di Palazzo Fasci a Sestri Levante per la visita guidata alla scoperta del Leudo. Si parte dalle sale del museo e si arriverà al nuovo Aiuto di Dio, ultimo Leudo navigante in Liguria. Alle 16:30 nella veranda dell'Hotel Italia e Lido di Rapallo si tiene la presentazione del libro di Achille Maccapani, Il venditore di bibite. Alle 17 in banchina Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure si terrà la battaglia dei due borghi, rievocazione storica della lite tra le due municipalità di San Giacomo di Corte e Santa Margherita in Ghiaia. All'Auditorium San Francesco di Chiavari alle 17:30 si inaugura la mostra fotografica La famiglia in Italia a cura del dopolavoro ferroviario. L'esposizione resterà aperta fino al 24 giugno tutti i giorni dalle 16 alle 19, festivi e apertura anche al mattino dalle 10 alle 12. Terza e ultima giornata del Critical Wine a Cardini di Casarza Ligure. Dalle 17:30 apertura degli stand gastronomici. Alle 18 giochi per bambini con il Sentiero di Benjamin e il Mago Joe. Alle 21:30 il concerto della Roberto Frugone Band. In occasione dei festeggiamenti patronali al santuario di Nostra Signora di Montallegro alle 17:45 si tiene il concerto per sax, soprano e organo del duo Luigi Colombini e Guido Ferrari. L'ingresso è libero. Gli amici del parco hanno organizzato nel parco di Via Tino Paggi a Sestri Levante a partire dalle 21 una serata musicale e State con noi. Sono previste musiche, balli e servizio bar. Tappa a Chiavari per il convegno Ligure delle Corali. Al santuario di Sant'Antonio, a partire dalle 20:45, esibizioni di numerosi gruppi sul tema la musica corale nella polifonia sacra e nella tradizione.
L'associazione culturale Artemis Levante presenta i Saggi 2018 alle 21 con Bral, Braccia rubate al lavoro, ad opera degli allievi del corso base di teatro nel Teatro delle Clarisse a Rapallo. Appuntamenti in agenda per lunedì 18 giugno. Il Comune di Zoagli, in collaborazione con l'Accademia Internazionale delle Arti e il Festival Internazionale di Poesia di Genova, dedica una targa in marmo a Greg Lake. La cerimonia di inaugurazione è alle 17 a Castello Canevaro. Seguirà un pomeriggio in musica e installazioni artistiche. Alle 21 concerto Adunanza Mistica di Yuri Kamisasca. Infine festa a Portofino per la riapertura della passeggiata al Castello Brown. Ritrovo alle 18:30 presso località La Ciappella per percorrere insieme il sentiero recuperato verso il castello. In chiusura una bella notizia: questa mattina nella chiesa di Santa Giulia a Lavagna hanno celebrato il loro matrimonio la nostra amica collaboratrice Roberta Raffo e Alessandro Traversaro. A celebrare le nozze Don Andrea Borinato. Roberta è da più di 10 anni volontaria della trasmissione Direttamente Su e da sempre vive lo spirito e le iniziative di Telepace. Agli sposi, vediamo proprio alcuni scatti di questa mattina, vanno le felicitazioni da parte di tutto il nostro staff. Con queste immagini si conclude questa edizione di TG Gulli oggi. L'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello, alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.